Incontriamo anche il presidente della cooperativa Santa Maria Assunta di Adria, che ci spiega un po' com'è l'andamento del settore cereali in questo momento, dal momento che stiamo per avvicinarci ai campi prova. Buongiorno, sono Giordano Stoppa, sono il presidente della cooperativa Santa Maria Assunta. Dal punto di vista proprio della situazione, diciamo che non è fra le migliori e fra le più soddisfacenti dell'ultimo periodo. Stiamo vivendo un po' momenti di difficoltà legati alla situazione internazionale che ci mette nella condizione di avere dei costi maggiorati, molto più alti rispetto agli altri anni scorsi, e dove non si riesce a capire, a individuare un momento di fine di questa situazione. Quindi la nostra preoccupazione è quella di non trovarci ad essere più competitivi sul mercato rispetto a una situazione di economia di scala che sia sufficientemente interessante per le nostre aziende. Diciamo che riusciamo comunque a mantenere un certo trend di economicità per le aziende nel momento in cui siamo in grado di gestire gli acquisti delle materie prime necessarie per la produzione a costi calmierati. Questo purtroppo nell'ultimo periodo non sta succedendo, è successo qualcosa di questo tipo fino al marzo. Da marzo in poi però la situazione è diventata un po' ingestibile. Noi abbiamo dei costi che sono legati ai fertilizzanti, soprattutto ureici, legati all'azoto e al costo dei carburanti, e quindi questo ci mette nella condizione di fare le giuste valutazioni rispetto a quello che sono gli investimenti. È chiaro che questo comporterà anche delle conseguenze rispetto a quello che è il futuro, perché se parliamo di cereali diciamo che grano e soia, grano e mais sono già strutturati e quindi li abbiamo in campo, compresa anche la soia. Però per quanto riguarda la soia, sicuramente dal punto di vista degli investimenti sui secondi raccolti e quindi di quello che può essere un incremento di redditività per le aziende, diventa un po' un problema. Diventa un problema anche per l'irrigazione dei mais, perché ovviamente con i gasoli a costi elevati diventa problematica l'irrigazione. Altro problema è legato all'andamento stagionale. Abbiamo già vissuto fino ad oggi qualche momento di insolazione abbastanza importante, e quindi questo ci mette già nella visaglia di quella che potrà essere l'estate o il proseguo della stagione, e quindi per quanto riguarda il discorso dell'irrigazione diventano importanti le scelte rispetto a quello che saranno gli interventi da fare. E quello che però sarà il futuro, purtroppo nel nostro ambiente, nella nostra agricoltura non ci è concesso saperlo, e quindi vedremo come proseguirà la stagione da qui in avanti. Un quadro quindi non molto edificante per questa situazione di campo che noi ci stiamo approcciando nel visionare. Quello che sintetizzando, perché il quadro non è per niente simpatico, nel mondo agricolo abbiamo sempre subito le esposizioni del clima, e questo purtroppo per certi aspetti sta un po' incrementando perché diventa sempre più estremo. Quelle che sono le cose però che non erano previste, mi permetto Presidente di aggiungere in questo senso, è che le cose anche lontane ormai arrivano in casa nostra con una certa facilità, e quindi probabilmente dal mio punto di vista tecnico, come Presidente dei tecnici provinciali e regionali, dico che oggi sempre di più dobbiamo, se lei è d'accordo, ma lo sento volentieri anche da lei, pianificare meglio nei particolari anche tutto quello che è l'attenzione dei costi della gestione, magari per tempo approvvigionando, e quindi ben vengano le strutture organizzate che possono essere di supporto. Noi la vediamo in questa maniera, cosa ne pensa lei? Diciamo che siamo sottoposti ad azioni speculative che ci mettono in difficoltà, e quindi queste azioni vengono concretizzate in maniera sleale. E quindi diciamo che anche da quel punto di vista lì ci troviamo in difficoltà, però è chiaro che nel momento in cui si riesce a organizzare in maniera molto più precisa
l'approvvigionamento dei mezzi tecnici e di tutto quello che è necessario, sicuramente ci mettiamo nella condizione anche di essere competitivi. Questo però non è scontato. Il nostro settore vive di tempo, vive di temporalità, e quindi questo ci mette nella condizione di essere sì intraprendenti dal punto di vista degli investimenti, però bisogna che calcoliamo il rischio, e il rischio è molto elevato, quindi bisogna andare molto cauti, con i piedi appoggiati per terra, e metterci nella condizione di capire che facciamo parte di questo mondo e ne siamo consapevoli, ma però le regole dovrebbero essere uguali per tutti, e qui purtroppo le regole non sono uguali per tutti, e quindi qui ci troviamo nella scomodità di dover affrontare questa situazione. E altro capitolo che io vorrei mettere all'attenzione è anche il fatto che il prodotto Italia dovrebbe essere prodotto, scusate il gioco di parole, con Italia, e questo invece non sta succedendo, perché abbiamo anche bisogno di questo. La nostra economia, il nostro essere patrimonio dell'UNESCO dal punto di vista alimentare ci mette anche nella condizione di far riflettere chi di dovere rispetto a questa esigenza, ed è un'esigenza molto importante perché fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra Italia e fa parte del nostro essere agricoltori, e quindi di produrre prodotti di qualità che siano utilizzati per fare prodotti di qualità.